Davvero credo siamo stati i nostri cittadini tutti perché colpisce tutti, un episodio di questa gravità, siamo stati fortunati, direi quasi un miracolo davvero. Un plauso a tutti coloro i quali si sono impegnati e in particolar modo alla dottoressa Ilaria De Paoli, che è responsabile dell'azienda Feltrina, che già a quest'ora praticamente ha sistemato tutti gli evacuati. Abbiamo una parte presso un albergo, abbiamo già visionato una serie di appartamenti di proprietà dell'azienda Feltrina e quindi praticamente tutti sono stati sistemati, i vigili del fuoco hanno recuperato le loro cose private eccetera, perché qui evidentemente si tratterà di parecchio tempo, perché poi ci saranno tutte le verifiche eccetera. Quindi da qui ad allora sarà compito dell'amministrazione comunale, tra virgolette, ospitarli in situazioni di vita normale? Sì, questo è un nostro dovere, che fosse meno mai un nostro dovere. Noi abbiamo la fortuna di avere questa collaborazione, ripeto, con l'azienda Feltrina e poi tutta la giunta si sta impegnando e siamo riusciti appunto già a trovare delle situazioni adeguate per queste persone che non siano... L'albergo non può essere per una soluzione a lungo termine, ovviamente. No, infatti adesso già una parte di queste persone si trovano presso alloggi e per quanto riguarda l'albergo, che dobbiamo ringraziare perché subito questa notte insomma si sono attivati, vediamo di poter trovare situazioni e soluzioni ulteriori adeguate insomma per tutti, perché soprattutto sotto c'era una famiglia con 4 bimbi e questi li abbiamo sistemati immediatamente e lei poi immagini che psicologicamente anche vedremo se sono da seguire perché è stato uno shock insomma.